E se Dio rimandasse i doni al mittente? Non è uno slogan degli ecologisti, ma un reale problema che per la prima volta, sia pure con tutte le dovute cautele, è stato affrontato dalla Chiesa in occasione della giornata di ringraziamento che è stata celebrata ieri ad Arcade. Un appuntamento importante per gli uomini che lavorano la terra e per coloro che li incoraggiano, consigliano e troppo spesso strumentalizzano. Scrive Don Giovanni Brotto, responsabile religioso della Coltivatori Diretti. La natura, raccolta tra l'autunno che fugge e l'inverno che viene, offre il suo ossequio al Creatore. L'universo è tempio, la terra è altare, il cielo è cupola, gli astri semivelati sono fiaccole, le nubi sono fumi d'incenso. Questo una volta. Oggi questo tempio rischia di venire dissacrato dai mercanti. Per mettere in guardia gli operatori agricoli e i loro cattivi consiglieri è intervenuto ieri il vescovo Mistro Rigo, contatto si intende, ma con estrema chiarezza. Noi siamo fieri, ha detto, dei progressi della scienza e della tecnica che trasformano le nostre condizioni di vita, ma nello stesso tempo prendiamo sempre più coscienza dei loro limiti. Il vescovo ha ricordato quindi le parole del Vangelo che invita alla carità, a non idolatrare il denaro, evitando le false sicurezze che nascono dalla ricchezza ingiusta ed egoista. Chi ha orecchie da intendere, intenda. È una denuncia della filosofia del guadagno ad ogni costo. Nel nostro caso il costo è la distruzione dell'ambiente, operata grazie ad una ideologia che trasforma il dono in un'arma. Di qui un richiamo agli operatori agricoli e ai loro ambigui maestri a fare un sincero esame di coscienza. Anche la vita del popolo, con estrema prudenza, mette il dito nella piaga. Si impone un cambiamento di rotta a vantaggio dell'uomo, scrive. Sono timidi passi, ma significativi, per dire pane al pane e vino al vino. Un pane, purtroppo, che ha perso il suo antico sapore, mentre l'acqua, la terra, l'aria sono sempre meno sorelle.